c'è tanta voglia, c'era tanta voglia e c'è tanta voglia di riprendersi, di ricominciare a lavorare. Chiaro che anche questo è un altro handicap che può fare male. Allora il messaggio che mi sento di lanciare a chi ha avuto problemi, chi ha avuto danni, soprattutto nelle proprie imprese, è di contattarci, di mettersi in contatto con noi, con la Confartigianato, e così possiamo anche magari indirizzare su quelle che sono le possibilità di aiuto che ci saranno insomma in futuro, e spero, come dicevo prima, il più presto possibile. Noi ci stiamo attivando in tal senso. Devo dire che ho avuto anche da parte di molte consorelle della Confartigianato di altre province la solidarietà e la vicinanza, e quindi siamo adesso in attesa appunto di fare una fotografia ben precisa di quello che è avvenuto a livello di danni, e poi sicuramente cercare di aiutare queste imprese che, come diceva giustamente prima, si erano appena rimboccate le maniche per ricominciare.